Siamo nel cuore dell'estate e facciamo il punto con l'assessore comunale al turismo di Ano Sabbiadoro, Massimo Brini, sull'andamento della stagione turistica nella località balneare, ma anche nelle terre rivierasche. Lignano è comunque il perno delle attività attrattive della Riviera Friulana. Sentiamo. Stiamo andando bene anche se maggio purtroppo l'abbiamo perso perché è stato brutto tempo, poi eravamo in zona gialla, quindi tanta gente non poteva venire, ma da metà giugno in poi la stagione è partita veramente alla grande e a Lignano Sabbiadoro abbiamo fatto il primo concerto dove c'era il pubblico con Emma Marrone, che è stato un successo, e poi ne abbiamo fatti tanti altri che stanno andando veramente molto bene. La stagione sta andando bene e i dati fino a fine luglio sono molto promettenti. Speriamo che tutto continui per il meglio per agosto, anche se la questione Green Pass sta sollevando qualche malumore, specialmente negli operatori turistici che non sanno bene come comportarsi con i clienti, anche perché con il Green Pass puoi entrare nell'albergo, stante le regole che sono in questo momento in vigore, e poi non puoi andare in sala al ristorante a fare colazione. È una cosa che lascia tutti molto perplessi. Quindi si dice che speriamo si risolvano a breve, ma cosa si aspetta nel cuore dell'estate lienese? Cosa offre Lignano in questo periodo? E Lignano sta offrendo tanto, anche dal punto di vista, sono aperte le discoteche, il Cursal, il Ciade, anche se non si può ballare, ma comunque si può andare a mangiare. Ci sono tantissimi locali, ci sono le manifestazioni in arena. Tutto quello che dobbiamo cercare di fare è evitare gli assembramenti, perché questi sono vietati, e se si assembra troppo qualche locale potrebbe rischiare di chiudere proprio in virtù del fatto che va contro le regole che sono in questo momento emanate dal governo. Bene, finalmente, ovviamente nel rispetto delle regole, state sempre attenti perché le precauzioni non guastano anche in questo periodo di post-pandemia. Possiamo dire tutti al mare, no? Andiamo al mare. Tutti al mare, noi siamo fortunatamente, si parla di un pieno fino al 28 di agosto, molto bene fino al 4 di settembre, fino all'11 non male, e poi dipende dal tempo, perché se il tempo è bello la stagione veramente si allunga, anche perché tutte le manifestazioni che ci sono a settembre, a partire dalla Bikers Fest e tutte le altre manifestazioni sportive, servono per allungare la stagione a Lignano, in attesa di fare tutta una serie di manifestazioni che abbiamo programmato per il Natale e speriamo di poterle finalmente fare quest'anno. E speriamo sia la volta buona. Grazie, Assessore. Grazie a voi e un saluto a tutti quelli che seguono la Riviera Friulana.